La caccia è una passione, non è uno sport, è una cosa innata dentro di noi, è una cosa che sentiamo. È come un fiore che sboccia nella montagna, nessuno sa chi l'ha piantato, ma è dentro di noi. E una volta dentro di noi ce lo sentiamo dentro così, nulla ce lo può togliere, è una passione che abbiamo dentro di noi. Questa passione che abbiamo noi per la caccia lo possono testimoniare questi nostri due anziani soci della riserva, Silvestrin Guido, classe 1933, e Sartor Domenico, classe 1936, che tuttora, nonostante la loro non più giovane età, continuano a praticare la caccia, andare a caccia coi propri ausiliari come quando erano ragazzini. Ecco, è difficile da definirsi a parole, ma questa per noi è la caccia. La vecchia generazione, mio padre erano 4 fratelli, tutti 4 cacciatori. Di vedere il lavoro del cane per primo, e secondo mangiare e bere e godersi e basta. Infatti io avevo un amico cacciatore che rifava diverso da Castelcucco e veniva a fare i permessi, e lui alla domenica veniva su, che c'è una casa in montagna, accendeva il fuoco, pareggiava pointa brustoiala, e pointa formai, e pointa soppressa, vin e caffè, a posto. Ogni domenica. Ho compiuto 16 anni il 5 settembre. E 6 settembre sono a farmi il passaporto per uno, i tiri assegni, i tiri assegni, poche carte. Allora, e l'avevo sempre fatta, ogni anno, mai sbagliato anno. Avevo la passione, sempre avuto, ma allora con ciò fermi perché ci aspettava anche allora, ma sempre froso. I primi anni sono andato in 2 o 3 amici, dove in 3. E dopo cambiare squadra, e ora sono andato con una squadra forte, ero in 5, 6, 7. Sì, ho fatto anche qualche permesso in giro, per roba, e anche su alla provincia di Beun. Sì, qualche permesso ho fatto in giro. I segreti, tu sai, hai qualche segreto, perché se può sapere, le bestie dove si mette, dove non si mette, ma insomma, è fatta tanti anni e io trovai anche i segreti. E anche tutta la mia passione, la mia vita è stata quella. La passione più grande? È più grande di tutto. Neanche semene non mi piace, neanche. Mi piace più caccia che non fai semene. Per avere la licenza di caccia bisogna essere con la fedina penale pulita. Ci vuole fare un corso, degli esami teorici e pratici, dopo la questura rilascia la licenza di caccia. Per cacciare in zona Alpi come siamo noi ci vuole un ulteriore esame teorico e pratico per la flora e la fauna, in base alla flora e fauna che vive in montagna. Ogni riserva ha capriolo, cervo. Quello determina la quantità di abbattimenti in base al censimento che si fa in primavera. I cacciatori vanno fuori, fanno il censimento, rilevano 50-100 animali. Se sono caprioli il 25% danno cacciabili, i cervi il 10%. E allora interveniamo noi, che chiamiamo selezionatori esperti, che fanno il corso di abilitazione, e abbiamo i tempi di uscita che partono da ottobre, novembre, dicembre, gennaio, in base alla classe di età, danno i capi da battere. E noi siamo 49 cacciatori quest'anno, perché l'anno scorso erano 50, quest'anno è uno che non lo fa più. Ci sono 4 associazioni, l'Enal Caccia, la Feder Caccia, l'Ital Caccia e la Libera Caccia. Secondo me è una cosa innata dentro, perché mi sono proprio figlio di vecchia data di cacciatori, nonni, bisnonni, mio fratello, i miei zii, tutti quanti cacciatori. È una passione, aiuta sì, però in tante altre famiglie, anche se non sono di generazione dietro, diventano cacciatori lo stesso.
È più bello la confidenza, l'amicizia che tu hai con i tuoi animali, chi va col cane vuol bene il cane, chi va con gli uccelli vuol bene i suoi uccelli, tutti, secondo il tipo, la tipologia di caccia, ognuno si innamora perché a caccia si va insieme col cane, il cane è un facente parte della famiglia, la caccia è una cosa seria, non è un sport, è di più di uno sport. Allora, i segugi sono stati valorizzati in questi anni, possono andare a caccia di pelo, tutti i tipi di pelo, può essere capriolo, cervo, oppure lepre, oppure volpe, anche cinghiale, dipende dal padrone, dal canettiere, come li usa e come li valorizza questi cani. Comunque il segugio è un po' adatto per tutti i tipi di animali da pelo. Non è facile abituarli ad andare solo a lepri oppure solo a volpi, che sono gli odori inferiori agli altri, perché l'odore del capriolo è superiore, come l'odore del cervo. Allora c'è la differenza tra fucili anima liscia, canna liscia e canna rigata. L'anima liscia, canna liscia si usa per la caccia tradizionale, lepre, fagiano, migratoria in genere, mentre la canna rigata si usa per gli ungulati, per la caccia di selezione, eradicazione al cinghiale e quant'altro, insomma. Poi fucili a canna liscia, ogni specie cacciabile si usano munizioni spezzate più o meno grosse in base al selvatico. L'arma va sempre custodita sul trasporto, in auto, anche dentro la custodia, ma anche a caccia, quando si è a caccia, attraversare la strada o in vicinanza di case, bisogna sempre mettere l'arma nel fodero e scarica ovviamente. E bisogna prestare molta attenzione in questo, specialmente negli ultimi anni, molta attenzione sul maneggiare le armi. Sicuramente, come abbiamo detto prima, oggi abbiamo onorato e giustamente questi nostri due soci più anziani della riserva. L'età media dei cacciatori è alta, però è una fascia d'età, credo che mediamente saremo sui 40 anni, 50 anni. Però possiamo dire che abbiamo dei giovani cacciatori al di sotto di 25 anni e altrettanti giovani che non appena raggiunta la maggiore età faranno l'apposito corso per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio. Perciò diciamo che l'infa vitale per andare a rimpinguare i cacciatori ce ne sono e in questo siamo fiduciosi.